No, Prego. devo dire che proprio recentemente, la settimana scorsa, c'è stata una call conference con il registro donatori dell'IBMDR, cioè il registro nazionale che appunto ha sede a Galliera, e la responsabile del registro ci diceva che forse per la prima volta da quando esiste il registro o quasi, Mm, e il numero degli iscritti mm. è ridotto rispetto al numero degli usciti, perché quando uno si iscrive rimane iscritto fino a 55 anni, dopo si viene cancellato automaticamente, quindi tutti gli iscritti che hanno raggiunto i 55 anni di età, quindi il numero di quelli che hanno raggiunto i 55 anni di età che sono usciti dal registro, quindi non più donatori, no? Nello specifico, sono aumentati rispetto ai nuovi iscritti, mentre il trend negli anni scorsi era sempre il numero di iscritti che superava il numero, quindi c'era un incremento, no, Sì, dei sì. donatori, invece Ok. adesso cioè se dovesse continuare così un po' alla volta si azzereranno, perché chiaramente usciranno e non entra nessuno. È successo questo appunto in questo periodo perché tanti avevano paura, ma la paura proprio di arrivare, cioè di entrare nell'ospedale, no? Sì. Diciamo che in certi centri è stata fatta anche pubblicità a favore di non venire in ospedale perché è pericoloso, purtroppo, anche degli ospedali stessi, insomma dei centri stessi, ahimè, tanto che a un certo punto appunto l'IBMDR, d'accordo, ma a livello nazionale questo, non sto parlando del Veneto, che è intervenuto il Centro Nazionale Sangue e il Centro Nazionale Trapianti proprio per dire ragazzi qua la cosa sta andando molto male, Mm. dobbiamo dire alle persone no, che devono assolutamente andare in ospedale, devono andare a iscriversi al registro perché è il trend. Tra l'altro in questo periodo, non essendoci la possibilità di trapiantare, cioè di ricevere cellule staminali dall'estero, perché non si riusciva a raccogliere e a farsi mandare cellule staminali dei donatori stranieri, a maggior ragione c'era bisogno di avere più donatori iscritti. Per fortuna c'è stata una risposta insomma a questa richiesta. Un po' alla volta, per fortuna, anche la gente ha cominciato ad avere meno paura anche di entrare, probabilmente anche con le informazioni date che non c'era pericolo, che si faceva tutto in sicurezza e tutto quanto, insomma, ecco, c'è stato effettivamente adesso un aumento. Non basta perché deve continuare, ecco, Infatti, deve assolutamente continuare e ben vengano insomma queste iniziative naturalmente. Ogni provincia ha diciamo il centro donatori, no? Noi siamo CDB, cosiddetto CD, centro donatori sì. B01, che è l'unico. Poi siamo a Mestre, poi ci sono gli altri servizi trasfusionali dislocati nella provincia, quindi Venezia, Dolo Mirano, cioè tutti i centri dove fanno raccolta trasfusionale, dove fanno anche raccolta sangue, no? Fanno anche idoneità per chi vuole iscriversi al registro IBMDR, Sì. registro donatori. Ok. Ecco, e quindi per Dolo Mirano Noale, dove fanno raccolta di sangue, reclutano, cioè fanno l'idoneità anche per queste persone. Di solito sono donatori di sangue che vogliono iscriversi anche al registro, però ci può essere anche qualcuno, pur non essendo donatore di sangue, gradisce, cioè chiede di potersi iscrivere al registro perché pensa appunto che sia una cosa buona iscriversi, poter dare, eventualmente donare le proprie cellule staminali per i pazienti che ne hanno bisogno. Ok, dal suo punto di vista perché Sì. c'è così difficoltà a reperire persone che decidono di... Beh, perché non c'è questo senso, cioè non tutti pensano, non è molto conosciuto forse anche, è conosciuta la possibilità che si possano donare cellule staminali per qualche paziente. Addirittura alcuni pensano ancora che si doni il midollo spinale e allora spaventa questa idea del midollo.
Poi devo dire che c'è anche qualche medico di base che rema contro, perché tante volte, sì, tante volte qualche donatore che dice, no, per esempio, perché me ne accorgo quando c'è qualche donatore di sangue, siccome io vedo anche i donatori di sangue a Venezia, allora qualche donatore un po' giovane, insomma, sotto i 35 anni, dico scusi, ma lei sarebbe interessato a donare anche eventualmente cellule staminali, iscriversi al registro? No, mi dice assolutamente no, perché il mio medico mi ha detto che non va bene, che è meglio di no, perché può essere, ma vi giuro, che può essere pericoloso. E tutte Perché queste i cose. medici dicono che può essere pericoloso? Bisognerebbe chiederlo al medico che lo dice, sinceramente, non lo so. Però non una volta, ma più di una volta purtroppo ho sentito dare questa risposta ai donatori. Poi io alcuni riesco a convincerli, invece che non è vero niente, che anzi, insomma, spiego tutto il motivo per cui sarebbe bene che ci si iscrivesse al E in registro. genere come li convince? Li convinco che non è vero niente, perché c'è tanta gente che ha bisogno di cellule staminali, che può salvare la vita, che è assolutamente la salute del donatore viene prima di tutto, per cui tutto quello che viene fatto non può essere a discapito o a rischio di qualsiasi cosa, insomma, per il donatore, no? Perché è chiaro che noi non possiamo andare a far del male al donatore per salvare un'altra persona, non esiste, quindi è in totale sicurezza tutto quanto, assolutamente, sia che si doni midollo osseo, sia che si doni cellule staminali sangue periferico, quindi col fattore di crescita eccetera, che viene somministrato, perché tanti magari hanno paura di questo fattore di crescita, chi è a conoscenza ovviamente che esiste la modalità della donazione di sangue periferico, cioè di cellule staminali sangue periferico dopo somministrazione del fattore di crescita, spiego che assolutamente non ha effetti collaterali, insomma, è assolutamente, ripeto, perché la salute del donatore viene prima di tutto, no? Quindi non è vero niente che... Con Giussi dicevamo che molte persone pensano che sono meno stimolate perché pensano che sia molto più invasiva come pratica. Quella da sangue periferico, da midollo, in generale proprio la donazione del midollo osseo. Rispetto a una donazione di sangue? Sì, esatto. Beh, è meno invasiva, è una cosa diversa, può essere, allora, la donazione di sangue è periodica, uno dona sangue, sì, si preleva il sangue, è chiaro che intanto uno dona una volta e basta, cellule staminali, non è che uno diventa donatore e dona ogni mese, ogni 3 mesi. Però mi dicevano che si può donare anche una seconda volta. Ma sì, per lo stesso paziente, però non per altri pazienti, si dona per un solo paziente. Per cui ho donato una volta posso donare anche la seconda? Sì, la seconda se c'è bisogno, nel caso in cui magari ha una ricaduta o non attecchisce, oppure si donano solo linfociti, quindi senza stimolazione del fattore di crescita. Insomma, sono situazioni un po' particolari, non sono molto frequenti, però possono succedere. E chiaramente uno può donare per i propri familiari poi, le cellule staminali, non è che dice io posso donare solo una volta e poi però se un mio parente ha bisogno non posso, no, assolutamente, per i familiari si dona tutte le volte, si spera sempre che non si debba mai donare per un familiare ovviamente, però no, quello è un altro discorso assolutamente. E sì, cioè è più impegnativo sicuramente, perché bisogna donare, andare lì, l'anestesia generale per il midollo osseo, la feresi terapeutica che dura 3, 4, 5 ore più o meno, insomma, come procedura feretica proprio per la raccolta di cellule staminali. Sì, se vogliamo paragonare alla donazione di sangue, di plasma, è un po' più impegnativa, però appunto si fa una volta, ecco. Però chissà. E l'idea, il sangue si dona, vabbè, si salvano ovviamente vite anche col sangue, ci mancherebbe altro, ma quello è un altro discorso, insomma. Ecco, si viene ripagati, secondo me, almeno è quello che mi dicono anche i donatori, che vengono ripagati dall'impegno, cioè dalla soddisfazione, no, di aver donato delle cellule staminali che possono salvare la vita a una persona.